pensiero del giorno. Giovedì 20 febbraio. Scoprire nell'altro il suo vero essere. La vera arte di amare emerge interamente dal Vangelo di Cristo. Metterla in pratica è quindi il primo, essenziale passo da compiere per scatenare quella rivoluzione pacifica, ma così incisiva e radicale che cambia tutto. È un'arte che ci impegna con richieste forti. È un'arte che ci chiede di andare oltre gli orizzonti ristretti dell'amore semplicemente naturale, spesso orientato quasi esclusivamente verso la famiglia e gli amici. Qui l'amore deve essere rivolto a tutti, a chi è simpatico e a chi non lo è, al connazionale e allo straniero, a chi è della mia religione o di un'altra, a chi è della mia cultura o di un'altra, amico o avversario. Dobbiamo amare tutti come il Padre dei Cieli. Questo amore non è fatto solo di parole o sentimenti, ma è concreto. Esige che ci facciamo uno con gli altri, che in un certo senso vivere l'altro nelle sue sofferenze, nelle sue gioie, nei suoi bisogni, per poterlo capire e poterlo aiutare efficacemente. Questa arte di amare, vissuta da più persone, porta poi all'amore reciproco, in famiglia, al lavoro, nei gruppi, nella società. L'amore reciproco, la perla del Vangelo, il nuovo comandamento di Cristo che costruisce l'unità. Chiara Lubich, L'arte di amare, Città Nuova Editrice. Parola di vita, febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich. Solo lo difundimos lo más fiel posible.